perché sapevo che andava a finire così. E waiu! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale di Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi sono a Pozzuoli e con un ospite d'eccezione perché è la sua prima volta su questo canale. Grazie mille, ciao a tutti Violet, ragazzi. è un piacere mio. Piacere mio. Per il Cosa ne pensi, quindi un format che piace tanto e tra l'altro sei la prima ragazza che lo fa sul mio canale. Posso dire sto un po' in ansia? Perché non sai che nomi... No. E quello è il bello di questo format. Giusto, infatti. Allora, lo spiego brevemente, ti farò inizialmente dei nomi random, andrò tra i tuoi seguiti di Instagram e con gli occhi chiusi vedrò chi mi capiterà sotto mano e poi dopo mi sono preparato appunto una lista di nomi su questo fogliettino. Ci ho provato, ha detto a sorpresa, non me l'ha voluto Tutta dire. a sorpresa. Dammi il telefono e possiamo subito Ok. partire. Voi nel frattempo lasciate un bel mi piace, un bel commento, ovviamente iscrivetevi al canale e seguite Violet. Ok, allora siamo pronti? Vado. Te lo do, Sì, allora facciamo vedere ovviamente che ho gli occhi chiusi, mi tolgo gli occhiali. giusto? Cosa ne pensi di Simone Berlini? Ah, Simone, ok. Allora, Simone l'ho conosciuto solo una volta quando sono stata a Milano per la Milano Games Week. Ok. E stavo insieme al Pancio, Faina e c'era anche lui. Ma in realtà l'ho conosciuto, era una discoteca, quindi mi è sembrato al primo impatto una persona molto a modo, simpatico, un ragazzo normale. L'ho conosciuto relativamente poco, lo seguo un po' qui sui social, sembra carino. Ok, andiamo col secondo nome. Prima è andata bene, a posto. Vabbè, ma perché tendenzialmente quelli che tu segui in teoria dovresti avere un pensiero positivo. Il Infatti. problema è che se vado a beccare qualcuno che non segui. Infatti, quello è il problema. I tuoi sono un problema, non i miei. Cosa ne pensi di Davide Marra, Mister Marra? Ah, Mr. Marra, ok. Allora, per esempio lui, anche lui lavora sulla piattaforma Viola e lui è molto, molto bravo in quello che fa, mi piace tantissimo, ha una mente veramente straordinaria. E con lui, per esempio, ci sono stati dei disguidi un po' di tempo fa, però vabbè, sempre parlando della piattaforma, sono cose che succedono, sai, loro sono un po', il loro gruppo sono un po' così vivaci, quindi all'epoca erano successe delle robe, però poi abbiamo fatto pace, ci siamo incontrati, anche i party che loro organizzano, quindi è andata Si è abbastanza risolto. bene. Quindi il disguido poi si è risolto, è andato bene. Quindi pensi in positivo fondamentalmente di lui, del Cerbero in generale? Sì, vabbè, particolarmente per lui perché è una persona che mi piace tanto. Va bene, va bene. Va bene, ok. Terzo, cosa ne pensi di Gischianto? Ah, Gischianto. Maestro. Il maestro Gischianto. Il maestro, vabbè, lo conosco, poi anche lui delle zone nostre, quindi cosa ne penso? Vabbè, anche lui lavora sulla piattaforma Viola. È un ragazzo, ti posso dire, sembrava, cioè a primo impatto mi sembrava una persona diversa, poi conoscendolo meglio tramite le live, anche dal vivo, mi fa, non lo so, è dolce, non lo so, il maestro è molto dolce, è dolcissimo, sia dal vivo, è una persona proprio tranquillissima. Certo, ovviamente il live forse è un po' più, come posso dire, frizzantino, però in realtà... Sì, magari nasconde tanta, come dici tu, dolcezza e... Sì, magari per le cose che ha vissuto nella sua vita, sì, perché spesso e penso- volentieri mi sono trovato a sentire di racconti e cose sue. Purtroppo diciamo che ha un passato anche lui un po' turbolento, Sì. abbastanza triste. Quindi, Magari tende a mascherarlo con sì, quello che lo fa. maschera, sì. Però sai cos'è? Vedo i suoi occhi e riesco a percepire, diciamo, la sofferenza che purtroppo... Però è bellino perché lui cerca sempre di essere simpatico, di dare un sorriso, quindi mi piace come si pone in live. Bravo lui, il maestro, bravo. Ok, allora facciamo che ti faccio l'ultimo nome e poi dopo passiamo alla mia Ok. lista perché è bella lunga Ok, la lista. ok. Speriamo ci regali emozioni. Cosa ne pensi di Rubino? David, perché ridi? Personaggio quello. È un personaggio, sì, David. Rubino, io sono molto amica con lui, quindi figurati. No, mi fa strano, probabilmente è uscito lui, guarda. Cioè, se vedrà mai sto video, sembra fatto apposta. Vabbè. Comunque, allora, lui diciamo che è uguale sia dal vivo che in live, cioè come struttura le sue live alla fine è identico. Poi Rubino diciamo che ha un amore profondo nei miei confronti, non so se sia vero, se lo fa con tutte le ragazze. Questa cosa la vedo un po', non lo so. Insomma, Cioè, dice... ti ha fatto delle proposte? Sì, mi fa delle proposte, ma non lo so se Ti puzza? credergli. Sì, Rubino. dice che ama solo me, però Però dimostra il contrario. poi
in estate, capito, va a Samsara e sta in mezzo a tante donne, capito? Furbo lui, furbo. No, a parte questo comunque Rubino ci vado d'accordo, quindi non posso dire nulla su di lui in maniera negativa. E sui anzi. suoi contenuti? Ti Sui piacciono? suoi contenuti... Anche per esempio le live che fa al Samsara, ecco, le hai citate. Secondo me, allora, non sono male, diciamo che quelle portano parecchi spect, perché ovviamente stando in mezzo a ragazze, dove diciamo succede, che ne so, fa anche delle sfide, tipo limonare, robe Sì. così, eccetera, eccetera. Quello forse non è che mi piace più, vabbè, diciamo che a me proprio le live esterne, così non è che mi piacciono tantissimo, io proprio non le preferisco, non riesco proprio, per esempio non le faccio quasi mai. È bellino il contenuto perché comunque è una roba estiva, quindi stai in mezzo a tante persone ed è bello farlo vedere lì. Solo che secondo me alcune cose sono troppo, a volte vanno troppo OP. Ok. Ma comunque gli voglio bene a Rubino. Allora, passiamo al famoso foglio e vediamo se ci regali Maronna mia. qualche bella cosa. Allora, il primo secondo me, dai, è molto easy. Tra Ecco. l'altro è un mio amico, nell'ultimo anno abbiamo legato tanto. Fuse Gamer, cosa ne pensi di Andrea? Ok. Io per esempio non l'ho mai conosciuto dal vivo. Ogni tanto mi capitano i suoi video perché poi comunque vanno abbastanza virali alcuni, quindi... E lui com'è? Non lo so, in realtà non conoscendolo bene, solo vedendo i suoi contenuti mi sembra una persona normale, simpatica. Forse a volte è un po'... no, non so se dire cazzaro però in maniera positiva, Sì. non in maniera negativa. Anzi è bello essere così, perché così almeno sai, cioè nel senso lui riesce a far sì che la gente parli di lui. È molto piccantino, quindi quando fa queste cose riesce a farlo bene. Fa bene il suo lavoro. Sì, lo fa bene, soprattutto per i contenuti che porta riesce a dare tanto in questo campo, capito? Ok, allora, cosa ne pensi di Marza? Marza lo seguo da tantissimo. Marza mi piace come streamer, poi lo fa da tantissimo tempo, lo fa anche molto molto bene, poi è simpatico, in realtà non c'ho niente da dire su di lui, anzi mi piace come persona, simpatico. Ok, Mi allora. dispiace se volevi qualcosa di più. No, sto facendo nomi normali. Il nomi terzo, normali. per esempio, è il mio preferito di questo format. Anzi, molti dicono perché non lo chiami cosa ne pensi di Blur direttamente? Perché dicono che faccio sempre il suo nome. Microfonini. I microfoni li ho comprati. Vedi, li ha comprati perché tu gliel'hai detto e quindi li ha comprati. È un influencer, non a caso. Vedi? Appunto, grande quindi. Blur, pure lui seguo tantissimo, come Marza, vabbè, poi loro sono molto amici, quindi mi ha fatto due nomi simili, tra virgolette. Allora, come contenuti mi piace più Blur, perché lui è più, diciamo, fa più robe, fa reaction, gioca, quindi... Ma lui è particolare, sono comunque dei personaggi, cioè secondo me, cioè, mi dà quell'impressione che lui, come penso a tantissime persone, è un personaggio online, ma dietro secondo me è completamente diverso. Cioè secondo me lui è più serio, più pacato, cioè capito, più tranquillo. Secondo me non sono la stessa persona, infatti parecchie volte anche lui l'ha detto, qui sono Blur e poi in privato sono Gianmarco. Devo dire che questo mix mi piace. E quando scherza sui napoletani ti dà fastidio oppure lo prendi come un meme? Allora, quando non lo conoscevo bene, lo seguivo le prime volte e dicevo, ma questo, cioè, ma ci fa o ci è? Poi conoscendolo so che lui, cioè per esempio pure quando io vado in live da lui, no, così per chiacchierare, lui ogni tanto fa la battutina, eccetera, eccetera, su di me, ma io ormai la prendo a scherzare perché lo conosco, so che non fa sul serio, spero, credo, Blur, ti prego. Però no, poi ho capito che alla fine è una persona simpatica, lo fa per memare. Allora, vediamo. Il prossimo che mi sono scritto è una donna, prima donna di queste domande. Cosa ne È vero, pensi perché di... c'è stata una ragazza. Cosa ne pensi di Immorta? Immorta, sì. E Immorta non l'ho mai conosciuta dal vivo. Stranamente, tutte e due napoletane. Immorta mi piace perché lei è riuscita a fare veramente una grande carriera da cosplay, poi a fare tante belle cose. La seguo relativamente poco, però è una persona molto brava lei. Ok, a proposito di donne, non sono esperto. Tra i tuoi contenuti principali c'è la SMR. Cosa ne pensi di Chiara ASMR? Chiara, lei lo fa da tantissimo tempo. Vabbè, su YouTube, quindi anche se non mi ricordo se era nella
la pandemia è incominciato anche lì sulla piattaforma Viola. Ha fatto per un piccolo periodo, poi secondo me diciamo che forse ha visto quello che succedeva lì. Ci sono, sai, purtroppo quando si tratta dell'SMR c'è troppo casino dietro. Ti vedono in quella categoria e pensano che tu faccia le stesse cose che fanno le altre, che sono molto molto provocanti e fanno robe esagerate. Quindi automaticamente c'è questa etichetta, che io porto avanti questa cosa sulla piattaforma Viola ormai da tanto tempo, che se vedete la categoria SMR io non faccio le stesse cose che fanno le ragazze, che poi per carità ognuno può fare ciò che vuole, quindi a prescindere io non faccio quelle cose, tanto qualcuno già sa, qualcuno che è esperto, esatto, e quindi la vidi lì. Poi a un certo punto se ne andò, forse anche perché comunque aveva da fare, studiare, ogni tanto la seguo su YouTube e lei è brava, poi le fa tante cose, i suoi contenuti SMR, che ne so, va tipo in vacanza, fa l'SMR. Lei per esempio è stata, secondo me, non so se una delle prime o la prima in Italia che ha portato questo contenuto su YouTube. Cosa ne pensi di Lucy Lane? Tu, aspetta, non secondo me. Questo non è a caso, giusto? No, su tutti i nomi a caso. È a caso questo? Sì. Strano. Cosa ne penso di Lucy Lane? Ah, perché c'è stato qualcosa? Io no. Allora, perché sapevo che andava a finire così? Vabbè, un'altra ragazza che anche lei fa SMR. Ecco, per esempio, lei c'è stato un caos nel periodo della pandemia, ma un caos veramente bruttissimo, perché lei, diciamo, non so come spiegarvelo, perché comunque è un fattore, forse perché anche lei era più piccolina, mo è ritornata, quindi perché girovagando sulla piattaforma vedo che è in live, che sta facendo SMR, ho notato che è ritornata, l'ho vista in maniera diversa, più calma, perché all'epoca era un po' particolare e quindi quando ho incominciato anch'io a fare SMR, non lo so, io con tutta onestà, io non so cosa gli è preso, c'è stato un caos che credeva che la copiassi e tutte ste robe così. Te l'ha proprio detto o l'ha detto in live esplicitamente? In live, cioè c'è stato un macello per sta cosa. Ah, c'è no, stato te lo giuro, un bordello assurdo per sta roba. E si è risolto oppure non si è risolto? Si è risolto perché comunque poi cioè, è finita lì. Poi lei ogni tanto mi ha fatto anche, sai, un host che mi ha portato i ragazzi suoi nel mio canale. Quindi spero di sì. Mi disse tipo mi dispiace, una roba simile, almeno a quello che ho percepito io. Poi non è successo più nulla, quindi perciò quando mi hai detto Lucy Lane ho detto giuro, sicuro non è un po', ok. Poi figurate, io sono una persona abbastanza tranquilla. Sai cos'è? Io mi faccio gli affari miei, quindi quando succedono ste robe non riesco mai a comprendere che problema do se mi faccio gli affari miei. Ma poi la cosa divertente, ve la racconto anche a voi, a sto punto ci siamo. Come ho iniziato l'SMR è che facendo casino, perché comunque io faccio dalla sera fino alla notte le live e quindi festeggiavo tipo i 100.000 followers lì, sì. E quindi saltellavo, era tipo l'1:30 di notte, saltellavo, stavo lì così, all'improvviso mi sento il vicino che dà i pugni sul pavimento, cioè è tutto ripreso, ho le clip anche su YouTube. E da lì che com'è partito? È partito, io già conoscevo comunque l'SMR un pochettino, poi la gente in chat, perché io parlavo a bassa voce vicino al microfono, perché a un certo orario non potevo più urlare, perché mi era stato proprio detto di non urlare dopo mezzanotte e la mezza. Allora che cosa ho fatto? Ho iniziato a parlare sottovoce vicino al microfono, in live tutti quanti a dirmi fai SMR, ti vedo capace, portata, sì, fai SMR, me l'hanno detto talmente tanto che ho iniziato così. Allora, cosa ne pensi di Roberrich? Roberrich, lei la seguo pochissimo, in realtà non la seguo proprio, quindi cosa fa Roberrich? Fa TikTok, ha un suo brand, sì. Quello lo so, c'ha un suo brand sportivo e poi cioè so che si mette prima con uno, poi si lascia. Cioè io alla fine è quello che vedo online, cioè online vedo solo ste robe. C'è robe su di lei, ci sono alcuni dissing che lei faccia questo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo a livello di contenuto proprio non ti ricordi? A livello di contenuto su, a parte che fa TikTok, non... E poi l'altra cosa che so, che è una cosa bella che ha fatto, almeno visto che c'ha comunque anche tante ragazze che la seguono, per il brand sportivo quello ci sta. Poi ha fatto anche una roba sua sugli allenamenti.
sì. Quello per esempio è bellino, quello è bellino per il fisico che c'ha, che è molto bella, quindi sì, ci sta. Va bene, va bene. Io mi baso su quello che vedo, Certo. non conoscendo. Allora, cosa ne pensi di Sciale? In termini di donne passiamo a Sciale. Sciale, allora, lui mi sta molto a cuore perché è proprio un ragazzo, vabbè, a parte che è simpaticissimo, tranquillissimo, l'ho conosciuto, ho conosciuto, vabbè, Christian, Chef Franco. Lui mi sta a cuore perché l'ho visto un po' come un fratello. Non so, mi ha dato quell'impressione, ti giuro. Mi ha dato l'impressione di un fratello, le stesse cose. Poi vabbè, abbiamo fatto diversi video, anche vabbè, di TikTok, eccetera, eccetera. Bravo, lui mi sta molto molto simpatico e lo vedo come un fratello. È una bella persona, Sciale. Christian, è bellino come è cresciuto Christian, che poi lo sto vedendo anche ultimamente, mamma mia. Quando ho sentito il suo cambio di voce è stato bellissimo, Christian. Tipo traumatico. Poi vabbè, anche Chef Franco, lui è molto, molto bellino, pure lui è simpatico. Tutti tranquilli. No, Sì. non posso, mi dispiace, non si può dire niente su di loro in maniera negativa, assolutamente, zero. Allora, cosa ne pensi di Andrea Fratino? Aspetta, no, puoi tagliare Fratino e aiutami. Quello... no, non tengo da lei. Allora, cosa ne pensi di Manuxo? Ah, Manuxo lo seguo, non tantissimo, ma lo seguo. Lui ha un carattere particolare, che poi vabbè, lo dico io sono la prima ad avere un carattere particolare, quindi lui non ho capito benissimo in realtà, cioè nel senso, secondo me si fa trasportare, vedi, allora, facciamo un discorso, ritorniamo al discorso di Lucy Lane, no? Quando è successo tutto il macello, i vari dissing, eccetera, eccetera. Io non ho mai risposto. L'unica cosa che facevo, mi ricordo solo o alcune battutine, non ho mai fatto nomi, almeno in quel periodo, cioè non me ne fotteva proprio, avevo una concezione diversa, cioè più mi dissavano e più a me non fregava. Pure in live la gente diceva: ma che fai, non rispondi, non vuoi avere un confronto? E io dicevo: ma confronto per che cosa? Che c'è, che è il nulla quello che sta succedendo, quindi io che confronto dovrei avere con persone che dicono robe abbastanza bruttine nei miei confronti? Allora, quindi riallacciando il discorso, quando succedono questi dissing eccetera eccetera, io per esempio l'ho sempre presa in maniera, ovvio, ognuno ha il proprio carattere, quindi ognuno la prende in un modo diverso, quindi io mi sono sempre fatta gli affari miei, al massimo con qualche storiella così rispondevo, ma robe molto stupide. E invece lui, ho notato che quando viene attaccato risponde, fa le stories, ci sta troppo addosso, dedica una live a quella persona, cioè secondo me è troppo, non dovrebbe. Ma ti riferisci a qualcosa in particolare? Cioè a chi è che ha risposto? Qualcosa in particolare, tipo che ne so, che dicono che la copia di Blur, queste cose qua, no? Dicono sempre che lui sia la copia di Blur, forse adesso ultimamente è andata un po' a scemare questa cosa, quindi a lui dava fastidio sta roba, che ne so, l'hanno dissato ultimamente per i numeri che faceva, eccetera eccetera, che se non fosse stato per lui, cioè io queste cose, ragazzi, per esempio, cioè io non, sono in disaccordo, capito? Perché ognuno si dovrebbe fare gli affari propri, perché poi ognuno sa, che ne so, può avere una spinta, può non avercela, cioè sti cazzi. Poi se sei bravo e riesci a portare, perché tu puoi essere la copia o non la copia, a prescindere, ma se sei bravo a prenderti il pubblico e trasportartelo comunque con te, copia o non copia, a prescindere vuol dire che piaci, cioè non c'è niente da Tu lo da pensi dire. oppure Cosa? che sia la copia? No, no, in realtà no, non è la copia. Certo, fa più o meno i stessi contenuti, quello sì, però alla fine un po' tutti quanti noi facciamo i stessi contenuti, alla fine che c'è da fare? Ma credo che in quel caso specifico si riferiscano più ai modi di fare, di parlare e di dire. Ho seguito un po', però non essendo prettamente il mio mondo, è più da esterno che Sì. ricordo vagamente queste cose qua, però credo che sia quella la cosa che gli imputavano, cioè nel senso che più o meno glielo ricordavano per i modi di fare, di parlare, di ridere addirittura, dicevano. Sai, io penso, sì, vabbè, ci sono andati sotto pesante anche con lui, però io penso una cosa, penso che secondo me quando te la fai tanto con quella persona un po' poi ci assomigli, non so se ti è mai sì, capitato di avere lo stesso atteggiamento di un tuo amico, quindi dici, oh minchia, però ho fatto le stesse cose che ha fatto lui, sono molto simile. Sì, A sì, me sì. è capitato. Allora, vediamo il fogliettino magico. Che poi non l'ho mai guardato sto fogliettino, a parte lui lo gira, quindi non... Allora, facciamo l'ultimo. Cosa ne pensi di Graham Boud? Vabbè, lui lo seguo, ovviamente, perché poi ho fatto delle live con lui un bel po' di tempo fa. Io devo parlare per forza dei contenuti. I contenuti No, che... pure la persona, La persona, oddio, non lo conosco benissimo, conosco quel po'.
arrivò e non l'ho inquadrato. Sono sincera, non sono riuscita a inquadrarlo. Non ho capito realmente com'è, perché penso che anche lui fa tanto il personaggio in live, quindi secondo me lui non è come si mostra in live. Secondo me dal vivo è serissimo anche lui, non lo vedo identico. L'ho solo conosciuto sempre alla Milano Games Week una volta, ma tipo siamo stati 10 minuti, quindi non posso dire nulla in merito. Quindi mi sembra una persona normale. Per i contenuti? Allora, i contenuti che sta facendo ultimamente mi piacciono di più rispetto a quelli del passato, perché quelli del passato erano un po', non lo so, no cringe, però più o meno. Certo, lui potrebbe dire la stessa cosa di me dell'SMR, che per lui è cringe, in realtà l'ha detto, credo proprio che l'abbia detto, quindi. Però ognuno ha i propri e ognuno ha i propri pensieri e contenuti, ci mancherebbe. Sì. Però sì, forse perché andavano un po' troppo anche i modi di quello che avveniva in live, i modi di parlare forse erano un po' troppo a volte, ma sempre per chi, ma non tanto lui, ma per gli ospiti. Quindi alcuni ospiti secondo me erano un po' too much, sì, anche se ultimamente forse sta cioè ultimamente fa un mix da robe normali che mi piacciono, tipo anche con altri ospiti un po' più normali, tra virgolette, a quelli un po' più OP, giustamente, vabbè, ci sta per il contenuto, ci sta che tu porti persone più frizzantine. Certo, vabbè, non fa videogiochi, queste cose qua, quindi ti posso dire il suo contenuto mi piace, ma non al massimo, perché mi piace pure a me giocare, quindi mi raccomando, non porto solo SMR, perfetto, diciamo. porto anche videogiochi vieni e vista tanti come... e faccio anche reaction del Napoli, quindi. E perché vieni vista come? Perché diciamo che dove faccio più spect, quindi la maggior parte delle volte, essendo che i spect sono più alti, perché ho anche parecchie persone straniere che mi guardano in live, ho un botto di follower stranieri, e allora giustamente la gente dice vabbè, fai SMR, ma no, non faccio solo quello. Per fortuna tanti gli è entrato nella testolina che non faccio solo SMR, e allora per fortuna, meno male. A posto, Aiu, finisce qui questo Cosa ne pensi di con Violet, spero ti sei divertita. Sì, mi sono divertita tantissimo e complimenti per alcuni nomi, sei stato bravo, anche se fai finta di niente. Io veramente non so niente. Dai, sto scherzando, sono sto sincero. scherzando. E fatemi sapere anche il nome di un possibile altro ospite che volete per il format. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie davvero, Ma no, grazie grazie mille. a te. E facciamo l'outro fatta bene. E Aiu, Ciao!